Siamo a Trieste, Barcolana 50+1 e siamo con l'ammiraglio Luca Sanciglio, comandante della Capitaneria dei Porti di Trieste, direzione marittima. Sì, è proprio così. C'è un doppio comando, uno di carattere provinciale e uno di carattere regionale. La direzione marittima del Friuli Venezia Giulia quindi è all'interno di quest'area geografica dove l'elemento centrale è proprio Trieste, grazie a Dio. Allora, ammiraglio, come mai lei è qui oggi? Non l'abbiamo vista, non vorremmo che ce lo dicesse lei. Sì, no, sono qui nella duplice veste di comandante della Capitaneria di Porto, ma soprattutto di atleta non agonista di Barcolana Nuota, e sono ormai alla quarta edizione, ho partecipato da quando sono arrivato a questa sorta di kermesse non agonistica che mi vede appunto solo come partecipante puro, nel senso con lo spirito di chi vuole arrivare fino alla fine del percorso. Ma erano 400 partecipanti, lei mi sembra che è arrivato 349esimo? Sì, diciamo la gara è con me stesso, nel senso che la prima volta sono arrivato terzultimo, la seconda quintultimo, la terza volta ne ho lasciati 11 dietro di me, stavolta 23, quindi è una progressione sempre finora favorevole, esatto. E di quello devo essere contento. Esatto. Purtroppo abbiamo saputo i tragici fatti che sono occorsi qualche giorno fa. Barcolana deve andare avanti, c'è questa grande affluenza quest'oggi. Cosa ne pensa di questa Barcolana? Lei che conosce il Golfo di Trieste a menadito. Intanto esordisco con questo elemento che ha citato, per cui ecco, io ancora porto adesso, non so se si può vedere, il segno del lutto che ho proposto a Barcolana Nuota per evidenziare come i nostri uomini, gli uomini dello Stato che sono a tutela della collettività e del vivere bene, sono un elemento che è sempre pregnante ma che spesso non è in possibile visibilità da parte di nessuno. Questi due uomini che sono morti l'altro ieri sono un esempio vivissimo di questo aspetto, quindi volevo connettere i due elementi in questo senso. La sportività è qualcosa che ci aiuta per vivere meglio, non solo perché diventiamo atleticamente più forti, ma perché fa bene allo spirito. Ecco, in questo senso io ho incontrato anche nell'avvicinarmi un po' di più al nuoto la possibilità di poter stare meglio, di poter vivere secondo dei canoni che sono legati alla sportività, e questo allontana quindi elementi malvagi dalla nostra anima. E a fronte di questo cosa voglio evidenziare? Che per la prima volta siamo stati costretti, per la tutela della sicurezza della navigazione, a mettere un limite, a porre un limite di numeri alla Barcolana, ecco. Sappiamo che è una kermesse di circa 400 attività che vengono fatte, manifestazioni di ogni genere, ma la Barcolana è quella che ha assunto un rilievo talmente elevato che per ben 2 volte ha superato il Guinness dei primati, superando anche se stessa. Ma l'anno scorso eravamo talmente in tanti e il dispositivo di sicurezza che mettiamo in campo noi uomini della Guardia Costiera, unitamente alle altre unità, parliamo appunto della Polizia, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il 118, la Croce Rossa Italiana e i volontari, che comunque in ogni caso espone a dei potenziali rischi che da un certo punto in poi non sono più giustificabili da una gara vera e propria sportiva. Quindi di questo diciamo, sono lieto di aver dovuto comunque immettere un elemento di cautela ulteriore. Per il resto lo spiegamento delle forze è al massimo livello. Abbiamo da parte nostra 15 unità, l'elicottero che sorveglierà la zona assieme al pattugliatore, un pattugliatore di 50 metri, il pattugliatore il Peluso, Charlie Papa 905, una quarantina di altri mezzi di tutte le altre forze che ho citato in campo, con una sorta di ragnatela all'interno del quale poi c'è ogni singolo elemento costellato di punti di soccorso per poter riuscire ad avere una sorta di grigliato di organizzazione di soccorso e quindi dare un'efficienza ancora più mirata rispetto a un coordinamento di carattere generico. Quindi ogni area ha un suo responsabile e così è l'ennesima volta che lo facciamo, si garantisce un soccorso più immediato e più efficace. Direi insomma che ci sono tutti i presupposti per ben operare anche questa volta e sono anche un po' più tranquillo per aver imposto questo limite al numero di barche, perché deve essere sempre divertimento, sempre sportività
è l'elemento cardine. Il tipo di spirito che evidenzia Barcolana è una gara con il prosciutto in crosta e la bollicina, così deve essere, cioè una passeggiata sul mare, e sempre questo deve essere lo spirito che aleggia e che deve alleggiare nella Barcolana. Esatto. Vediamo alle nostre spalle il simbolo di questa Barcolana, Alice, Barcolana per il mare. Quanto è importante questo messaggio? Beh, è importantissimo, noi dal 1982 siamo all'interno della tutela del mare con la legge 979 proprio a tutela e a difesa del mare. Abbiamo cominciato a comprare aerei, a comprare battelli disinquinanti ed avere delle competenze specifiche che poi si sono riversate nella legge del 1986, quando si è istituito il vero e proprio Ministero dell'Ambiente, di cui noi facciamo parte. Siamo quindi la diretta esplicazione della attività che fa il Ministero dell'Ambiente per quello che riguarda il mare. Un primo punto che peraltro è dotato anche di competenze specifiche e anche di potenzialità di sanzioni amministrative e anche penali, che fa sì che noi possiamo inseguire l'inquinatore anche dalla montagna. È un'attività che facciamo sempre con maggiore soddisfazione. Quest'estate abbiamo continuato in questo senso, adesso pure la stiamo facendo unitamente alle altre direzioni marittime sul territorio, quindi stiamo spingendo anche noi sempre più su questo campo, perché è l'elemento cardine per poter preservarci la vita e non solo l'ambiente delle nostre future generazioni. Allora, Ammiraglio, la ringrazio per il suo tempo e buona Barcolana. Grazie a voi, buona Barcolana insieme tutti, grazie.